Buongiorno dal TG3. Negli Stati Uniti il nuovo caso di Atlanta in Georgia, l'uccisione di un altro afroamericano da parte della polizia, documentato da un drammatico video, riaccende la tensione e fa impennare la protesta. I servizi di Alessandra Bortoloni e Marcello Greco. Venerdì sera a 22:30, Atlanta, Georgia. Due agenti chiamati dai gestori del fast food Wendy's bussano al finestrino di un uomo che si è addormentato in macchina e che blocca l'ingresso del parcheggio. Discutono a lungo, il ragazzo è visibilmente ubriaco ma si sottopone tranquillamente all'alcol test che risulta positivo. Spiega ciò che ha fatto in quelle ore, la gente lo ascolta ma poco dopo gli passa le manette e lui reagisce di colpo. Nella concitazione, ciò che non riprende la videocamera indossata dal secondo poliziotto lo si vedrà in un altro video amatoriale. I tre lottano, l'uomo tenta di strappare qualcosa dalle mani di uno degli agenti, forse il taser che ancora non è stato usato. L'uomo scappa, viene inseguito, si sentono colpi di un'altra pistola elettrica, poi quelli di un'arma vera. Anche qui ciò che non si vede verrà ripreso dalla telecamera di sorveglianza del Wendy's, quei pochi secondi in cui Rayshard Brooks, questo è il suo nome, 27 anni, viene ucciso. Corre, la gente lo insegue, Rayshard si volta come per puntarlo con il taser, un'arma non letale di cui diranno poi si era impossessato. Il poliziotto però gli spara alla schiena e il ragazzo morirà poco dopo in ospedale. Diverse le deposizioni degli agenti dicono di averlo colpito durante la colluttazione perché aveva sottratto il taser, i colpi però risuonano ben dopo e li smentiscono. George Floyd è morto perché è sospettato di aver spacciato $20 falsi, Brooks per essere un alcolizzato, faceva il muratore, lascia 5 figlie ed una moglie incinta della sesta. È notte ad Atlanta, alcune centinaia di persone si danno appuntamento davanti al fast food dove Rayshard Brooks è stato ucciso venerdì notte. La polizia in assetto antisommossa circonda l'area, per precauzione viene chiusa la strada interstatale che porta al ristorante della catena Wendy's. L'atmosfera si scalda in fretta. Qualcuno infrange i vetri delle finestre e lancia dei fuochi d'artificio all'interno del locale. In pochi minuti le fiamme si propagano avvolgendo il fast food. Fortunatamente all'interno non c'è più nessuno, ma la rabbia per l'ennesima morte di un afroamericano per mano della polizia riaccende le violenze e crea nuove ferite. Il capo della polizia di Atlanta, Erika Shields, decide di dimettersi dopo 20 anni alla guida del corpo. L'agente che ha sparato e ucciso Brooks, Garrett Rolfe, viene licenziato. Il collega che era con lui viene costretto in congedo. Sarà il procuratore distrettuale della contea di Fulton ad accertare eventuali responsabilità a carico dei due poliziotti, ma la condanna della piazza e delle istituzioni è già stata emessa. L'uso della forza letale non era giustificato, sentenzia la sindaca della città. E intanto a Palmade, nella California del Sud, il ritrovamento di un giovane afroamericano di 24 anni appeso ad un albero accende nuove proteste. Il medico legale non ha dichiarato la morte come suicidio in attesa di un'autopsia completa. Riprendono domani gli stati generali dell'economia. A Villa Pamphili il presidente del Consiglio incontrerà